Una giornata di studio intensa qui al Politi, come si svolgerà? Dedicata alla figura della donna in più spaccati, dalla storia della musica alla storia della letteratura, quindi una donna che si è trovata attraverso la vita delle compositrici, lo abbiamo studiato e appurato, si è trovata svantaggiata nei secoli, relegata al ruolo di angelo del focolare domestico, quindi adesso un po' una rivisitazione musicologica dei brani di queste compositrici, diciamo sono stata ispirata anche per portarle, oltre che nella mia attività di concertista, anche in classe con i ragazzi, essendo che insegno lettere, con i collegamenti tra la storia della musica e la storia della letteratura. Dopo parleremo di Pirandello, ma sempre la donna, nella figura della donna in Pirandello, e abbiamo ospitato il famoso professore De Bernardis, che ci illustrerà questo duplice ruolo della donna, un po' sdoppiato tra figura di donna madre che nutre, ma figura anche di donna come femme fatale era anche la sua Martabba. Professore, ecco lei oggi qui a questa iniziativa dove parla di musica ma anche del ruolo delle donne in Pirandello. Sì, interessante perché è un tema sicuramente trattato, quello di Pirandello con le figure femminili, però non è un tema indagato in maniera così ampia come il teatro e così via. Bisogna evitare comunque di fare degli anacronismi e attribuire a Pirandello tesi femministe che Pirandello ovviamente storicamente non poteva avere, quindi cercherò di dimostrare come Pirandello è attento alle donne ma senza attribuire alle donne quei movimenti politici che poi saranno tipici del secondo Novecento. Uno dei motivi che mi ha spinta intanto è la vecchia amicizia che mi lega appunto con Rita Capodicasa, e quindi a un suo invito non saprei dire diciamo di no. E poi è che a proposito di Pirandello io proprio sono nata in un posto meraviglioso dove di fronte a casa mia fin dalla nascita fino ai tempi d'oggi vedo proprio il caos, quindi Pirandello è in me, diciamo, come penso in tutti gli agrigentini, anche gli Empedoclini in cui sono appunto a Porto Empedocle dove sono nata. Ma innanzitutto devo dire che è molto bella questa iniziativa organizzata dalla professoressa Capodicasa. Sono stata molto felice di intervenire in questo evento importante, e soprattutto perché oggi come oggi la donna conosce un momento di discriminazione e di violenza, per cui ho scritto una bella poesia come augurio e il rinascere della donna che ha sconfitto proprio le violenze, e accogliere proprio la sua essenza di donna dalle mille sfaccettature.